Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Bentornati a Senz'altro Domenica. Anche questa mattina ci sono io, Pippo, e c'è qui con me Marco e anche il piccolo Gaetano a farvi compagnia. Ma perché ogni volta devi dire il piccolo Gae? Ehi, stai calmo piccolino. Saremo qui per tenervi compagnia dalle 10 alle 12 sulla radio più bella e monella di tutte. Oggi si gioca la finale degli europei, ma come abbiamo fatto per tutte queste domeniche, noi non parleremo di calcio. Bravo. Anche perché sennò c'è la multa, ve lo ricordo. ok. Però io sono molto curioso di sapere se i miei due colleghi qui hanno un ricordo specifico legato a un evento sportivo, a una finale, che so, degli europei, dei mondiali. Anch'io ce l'ho, però riguarda il calcio. Vabbè, ma si può parlare di calcio passato? Sì, non di calcio attuale. Vabbè, allora, USA 94, Sì, finale dei mondiali, Italia-Brasile, con il Brasile. Ecco, tutti davanti al teleschermo, tranne il sottoscritto, perché ero a Gardaland, senza far pubblicità, ma insomma all'epoca ero a Gardaland e le giostre funzionavano e avevo il dubbio se stare a guardare una partita o girare, approfittare, tipo sulle montagne russe senza coda. E quindi ho fatto credo 20 giri di seguito sulle montagne russe. Ma alcuni non ci fermavamo neanche perché gli dicevamo vai. Che forte. Sono sceso, credo di essere stato malissimo per 2 giorni. Però noi per il risultato della partita invece. Anche il mio ricordo riguarda un evento sportivo calcistico, finale europei Francia 2000, persa tra l'altro. Anche il mio, sì. Però non è un bel ricordo perché mi rubarono il motorino. Dove? Aia. Lavoravo in una piscina del Padovano e alle 7:30 finivo il turno e sarei andato a casa, che avevo invitato tutti gli amici a vedere la partita a casa mia, tra l'altro, sì, e sono arrivato a fine del primo tempo per casa tua, a casa mia, perché mi hanno rubato il motorino. Ma dai, questo è grandissimo, e poi abbiamo anche perso, quindi top. No, io invece mi ricordo che eravamo io e altri 3 amici partiti da Mestre in cerca di un maxi schermo. Partiamo da Mestre, arriviamo Mirano, Dolo, Vigonza, insomma siamo arrivati quasi a Padova e non l'abbiamo trovato, però abbiamo trovato una piscina bellissima, ci abbiamo fatto il bagno, abbiamo fatto gli ebeti, sai come fai, ti diverti, 20 anni, insomma tutto bello. Abbiamo rubato un motorino fortissimo, siamo stati divertiti per tornare a casa, poi l'abbiamo anche rivenduto, ci siamo presi anche dei soldi. Come l'abbiamo rivenduto? Un motorino in piscina? No, era là fuori. Sì. Verde acqua, ma tanto non tessista, guarda che io il motorino. Ma non lo sapevo. Ma che rubare il motorino? Ma io non lo sapevo, scusa che voi state perché non lo sapevi? E tu che hai rivenduto? Ma una persona che aveva tanto bisogno. Adesso te dago. No, aia. Non mi interessa che Ragazzi, mentre Gae e Pippo cercano una soluzione pacifica alla loro banalissima discussione, noi proseguiamo con questa scoppiettante puntata di Senz'altro Domenica. Aia, tanto male. Scoppiettante, ti arriva 2 scoppellotti adesso, ladro. Ormai non c'è domenica mattina senza l'assessore Ciano Contin. Senz'altro, grazie ragazzi per avermi invitato per l'ennesima volta, grazie. Guardi assessore, è lei che viene, noi ufficialmente non l'abbiamo mai invitata. Infatti, comunque va bene lo stesso. Grazie. Tra l'altro non va in ferie lei. Ma non so dove andare, c'è massa gente in giro, io non amo la confusione. In queste settimane trovi un pourparlers di persone ovunque. Un pourparlers? Un pourparlers, come si dice? Un potpourri forse. Senz'altro, un smissiotto, insomma. Certo. Poi ragazzi, non è che in comune non facciamo niente d'estate. Il comune non si ferma mai, il comune va avanti, come dicono a Asiago, mal comune mezzo gallio, no? Sembrava che era così. Quindi lei assessore lavora anche d'estate. Senz'altro, guarda, abbiamo pesanti debiti come comune ereditati dall'amministrazione precedente, va bene? No, non entriamo in polemica, però assessore, per piacere. Ci hanno lasciato un buco disastroso, guarda, si parla di 3 milioni di euro di debito, e ci domandiamo sempre come Gae fatto? Come hanno fatto? Come Gae fatto? Ripetiamo insieme, come Gae fatto? Ma voi da quanto siete in maggioranza? Noi altri siamo su dal 94, per cui Scusi, ma come sì, te sei domandati il sindaco, dopo altri 2 il vice sindaco e avanti siamo sempre i soliti che si alternano. Ma nel 94 non c'erano, io non ho capito, nel 94 non c'erano gli euro. No, infatti. Come faceva a lasciare 3 milioni di buco di euro, cioè se non c'erano neanche nel proprio 94. Per quello ci domandiamo come hai fatto, capisci? Ecco perché di lavoro ce n'è tanto, ma bisogna imboccarsi le maniche, ragazzi. Abbiamo talmente pochi soldi
soldi in comune che abbiamo tolto anche al gabinetto del sindaco che abbiamo messo una turca poi ha detto no. Come farete a risanare questo buco? Guarda, l'unica è avere i soldi dall'Unione Europea. Essi invece di darci i fondi ci tagliano continuamente i fondi. Ecco che ho apparecchiato un discorso che ho caro rivolgere direttamente alla UE. Per protestare alla UE, all'Unione Europea, per protestare contro i tagli. Se avete caro ve lo leggo, mi dite cosa ne pensate. Certo, assessore, però lo facciamo dopo la canzone. Senz'altro. Ursula Wonder Woman, tacca Radio Bella e Monella. Quindi assessore, è tutto pronto? Il suo discorso è pronto dalla Ursula Unione Europea. Alla Ursula Wonder Woman. Allora, senza segugio vado a leggere il discorso. Carissime persone della UE, o come dicono a Napoli, UE. No, non è la stessa cosa, glielo garantisco. Sono Ciano Contin, scrivo per protestare contro i contigli tagli che sudiamo come amministrazione. Come disse Gandhi, io lo so che non sono solo anche quando che sono solo. Ma non era Gandhi, ma cosa c'entra? Non era Però Gandhi. la citazione, cioè la frase era giusta. Sì, ma Gandhi non è lui. Vabbè. Per questo vi interpello a voi. Interpello. Siamo in una situazione grammatica. Grammatica non c'è proprio nulla nel suo discorso. Tagli dappertutto. La nostra situazione economica non è Florida, siamo più verso Ohio. Capisci com'è? Per esempio abbiamo avuto tanti tagli alla scuola. Abbiamo dovuto vendere scuolabus e abbiamo fatto il pedibus. So che alcuni puttei fa 4 km per arrivare a scuola. Entra a terza ora, poi poverini, tutti suati. Spuzzano. Tagli i carabinieri. Abbiamo spento la fiamma sul capeo per sparagnare un poco di gas. Vi rendete conto? Cosa sta dicendo? Non si fa, ma non si dice. E soprattutto tagli alla cultura. Patrizio, senz'altro. Su quello non avevamo dubbi. Patrizio, il nostro bibliotecario, non corrompa libri da 4 anni. Esso si reca nelle vicine biblioteche e prende i libri in prestito o glieli ciava cambiando il codice. Ma non si dice, ma non è una cosa che si può fare. E fa fotocopie in bianco e nero e fronte retro per la nostra biblioteca. Guardi, è un disastro. Ma non si fotocopiano i libri. Per fortuna. Ma scusi, assessore, non si fa, poteva non restituirli e tenerseli. Ah, bravo, non ci avevo pensato. Anche questo non si fa. Ogni modo, fortunatamente, grazie al laboratorio impara a impitturare rento i bordi, tenuto da stesso Patrizio. I bambini dell'asilo colorano i libri fotocopiati che al manco sembrano un po' più veri. Ok, bello, vai. Pertanto voglio fare un cappello. Pagate i soldi! Pagate i soldi! Cosa vuol dire pagate? Noi abbiamo cercato fondi, ma devono essere tanto fondi, perché qua quanto scaviamo, ma non li cattiamo questi fondi. Non sono fondi. Dateceli voi. Ecco l'Iban del comune, il T04. Ma lasci stare, non serve l'Iban, non serve l'Iban. Evviva la cultura, evviva la UE, e come si dice a Bruxelles, che cavoletto aspettate? Pagate i soldi! Ciao, Pagate i soldi all'assessore Ciano Contin. Ciao persone, buona domenica! Come sempre a Senz'altro domenica arriva il momento della sfida tra Marco e Gaetano. Come sempre Marco è in vantaggio in quanto più intelligente. Come sempre è il momento del quiz. Sì, il quiz. Ma ti sembra uno intelligente, uno che esulta? Ma un po', di Pippo. Ma perché la gente ci ferma per strada e ci dice: ma noi giochiamo in macchina, noi giochiamo a casa, noi giochiamo a messa. Ma infatti è bellissimo. Ma infatti io dico giocate voi, ma perché devo giocare io? Dai, partecipa Gaetano. Tra l'altro l'ultima volta il quiz era sul 1974, anno di nascita tuo Gaetano. Questa volta lo faremo sul 1979, anno di nascita di Marco. Dai, figo. Ho fatto la patente nel 79. Sai cosa? Non mi ricordo tantissimo. Può essere. Esce un prodotto tecnologico nel 1979 che segna l'inizio di un'epoca. A. Il Walkman. B. Il lettore CD. C. Il primo cellulare. Nel 79? Nel 79. Cosa dite? Il Walkman. Secondo me Marco dice il Walkman. lettore CD. Gaetano sbaglia anche stavolta. Era il Walkman. Era il Walkman, Gaetano. Prodotto dalla verso il Sony. futuro. Prodotto dalla Sony. Il CD. E io nel 79 di Sony ne facevo tanto perché era appena. Il CD è arrivato nell'82, invece il primo 3 anni cellulare dopo, vedi. nel 73 il primo cellulare. Ma io avevo dei veramente? parenti. Sì, io avevo dei parenti a Napoli che già nel 79 mi avevano dato il primo CD. Quello già sapevo. Erano Nel avanti. 73 avevano già venduto dei cellulari. Ma non Esce diciamo. nel 1979 una canzone che farà la storia del rock. The Wall, Pink Floyd. We Are the Champions, i Queen. Let's Dance, David Bowie. Let's Dance David Bowie. Marco? The Wall.
Vince ancora Marco. Ragazzi. Pensate che We Are the Champions è del 77, quindi 2 anni prima, e Let's Dance del 1983. Quindi vince The Wall. Ehi, insegnanti, lasciate stare i bambini. Teachers leave them kids alone. Come si dice, no? Ma era meglio in italiano che in inglese. Sì. Mi ti dico. Posso ripeterla in inglese? No. Chi vince il Giro d'Italia nel 1979? Saronni, Moser, Hinault. Allora io direi Beppe Saronni. Sì, Io a Gaetano. questo punto dico Moser. Mamma mia, che ignorantello. Vince ancora Marco. No, veramente? Vince ancora Marco Saronni. Io vado via, grazie. Ragazzi. Marco, dici qual è la tua impresa ciclistica più importante della tua vita? Marco è un grande ciclista. Ho fatto l'anello dei Colli Euganei, bellissimo, in cicletta. No, vabbè. E con questa concludiamo. Grande Marco, per le tue imprese sportive e per la tua intelligenza, Gaetano. Gaetano, non te la prendere. Non sei fortunato nel gioco, ma lo sarai sicuramente in amore. Ma quello sì, sicuro, sono fortunato in amore, ma anche perché seguo i consigli della nostra Elsa Pagin e la sua rubrica Lovely Elsa. Buona domenica ragazzi. Buona domenica a te, Elsa. Buona domenica. Prima di iniziare voglio salutare 2 mie amiche e un mio amico. Bene. Me lo chiedono sempre, se no si offendono. Certo. Allora, ciao Angela, ciao Gemma e ciao Ruggero. Li salutiamo anche noi. Ma mi scusi Elsa, mi sono scordato già i nomi. Sì, allora Angela, Sì. la mia amica si chiama Angela come Alberto. E poi Gemma, sì. poi Gemma, che si chiama Gemma come Giuliano. Sì. E poi Ruggero, si chiama Ruggero come Antonella. Ho ok. più confusione adesso del Sì, in prima. questo momento sì. Senta, vediamo chi ci scrive oggi. ma che Spero che non ci chiamino, non ci scrivano i suoi amici, ma vediamo quale problema tentiamo di affrontare. Allora, oggi leggiamo una lettera che ci è arrivata. Bene, Bello, una lettera addirittura, ormai non si usa più, ma quanto è bello, no? Scrivere ancora oggi Esatto, a mano una Sì, è lettera. vero, è vero. Sì, beh, io scrivo sempre tante lettere, poi le metto insieme e formo delle parole. No, veramente. Ma che no, è evidente che scrive Vabbè, vada avanti, Elsa, per piacere, vada avanti. Allora, ci scrive questa lettera Francesco Nosco, detto Checco. Che conosco. Ah, lo conosce? No, l'ha detto lei. Francesco Nosco, detto Checco, quindi che conosco. Come piccolo il mondo, me lo saluti tanto, me lo saluti tanto. No, che rivassa a stare, andiamo avanti. Allora, l'amico fraterno di Gaetano ci scrive: Non è amico mio, non lo conosco. cara Elsa, ho conosciuto una ragazza online, ma purtroppo abitiamo in luoghi dove c'è poca connessione. Ci scriviamo da 2 anni, ma non ci siamo mai visti. Proviamo a far partire il video, ma salta subito perché purtroppo abitiamo in luoghi dove c'è poca connessione. Avevamo anche ipotizzato di vederci, ma né io né lei abbiamo la macchina. Abbiamo provato a prenotare il biglietto del treno, ma non ci siamo riusciti. Ma perché? Perché purtroppo abitiamo in luoghi dove c'è poca connessione. Immaginavo. La domanda che ti volevo fare è questa. Sì. Però Elsa, legga la domanda che... Ah no, la lettera si interrompe qua. Perché? Non so, secondo me non è riuscito a finire la domanda perché purtroppo abitano in luoghi dove c'è poca Ma connessione. se c'è scritto una lettera. Questa qua secondo me ha poca connessione tra un neurone e l'altro, questo è il problema. Anche secondo me. No, e non è l'unico, esatto. Senta, alla prossima settimana con Lovely Elsa. Saranno fatti l'uno per l'altra, non sapremo mai se sono riusciti a stabilire una connessione. Ma per favore, Elsa. La domenica mattina è un giorno in cui si incontrano tanti amici, no? E tanti amici li incontriamo anche qui, a Radio Bella e Monella. Sì. Sono amici che Radio Bella e Monella ben conosce, Certo, ma che noi stiamo imparando a conoscere, Gae. E certo, ma non solo, sono non solo amici, ma anche parenti, Bravo, almeno nel nostro caso, bravo. perché noi che entriamo in questa nuova famiglia abbiamo voluto conoscere tutti i parenti che ci sono, tutti i componenti. Uno in particolare in realtà non è uno speaker che forse conoscete così tanto, ma è una persona molto molto preziosa qui dentro ed è Andrea De Luca. Non è che non è uno speaker che conoscete bene, non è uno speaker. Non è uno speaker. Però l'inizio è buono. Ottimo, Però direi. insomma tutto il sottofondo musicale di questa radio c'è il tuo tocco, Andrea. sì, sì, diciamolo, dai, sì, diciamolo. questo sì, E allora presentiamoti perché ti vogliamo presentare così: DJ, fonico radio, ingegnere del suono, sound selector, consulente musicale e fotografo di viaggi.
su Instagram ti descrivi così e allora abbiamo subito una curiosità. Vai. Quando compi gli anni? Bravo. Ma che razza di domanda sei? Non c'entra niente. Ma cosa c'entra? Vabbè, Comunque il giorno dei morti, il 2 novembre. no, 2 novembre. Senti, volevamo intanto dirti che questa rubrica ha un nome intelligente e tutti gli altri l'hanno criticato. Volevo sapere cosa ne pensi tu. Il nome di questa rubrica, siccome intervistiamo lo staff di Bella Monella, si chiama Intervistaff. Vuoi Di solito l'hanno insultato. Beh, ma guarda, ma come mai non l'hanno insultato? Cioè, è normale. È una bella idea. Bene, Staff bene. con 2 F? Sì, esatto. Staff, sì, con 2 F, Sì, 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 beh, sì, perché è piace. il plurale, sì. Beh, dai, bello. uno che almeno apprezza. Sì, ma non che piace, Pippo, ce lo fanno Vabbè, per. la domanda seria. Anzi, vi farò una sigla per questa rubrica. Grande, grazie. Allora va benissimo. A che età hai cominciato a lavorare in radio, Andrea? Io a 13 anni. Che bello. A 13 anni ho cominciato a lavorare mentre tutti gli altri andavano. Io sono calabrese, sì? andavano in spiaggia con le turiste, io mi chiudevo dentro le radio. Con le turiste, però. Con le turiste. Una volta che non c'erano i social era un bel acchiappo fare radio. Un bel acchiappo. A 13 anni. E come si chiamava la radio? Radio Rossano Centro, in Calabria. Wow, Sul litorale calabrese. Ascolta, visto che sei fotografo di viaggi, qual è il viaggio più bello che hai fatto e quello che ci consiglieresti? Beh, a livello di turismo facile penso la Giordania. Petra e sono bei posti, sì. Belli. Un po'. È difficile invece? Difficile? È difficile, sono stato in. Oh mio Dio, non mi viene in mente. Bene, adesso Volevi non- dire Porto No, Caleri? però difficile intendo che dormi Volevi poco. dire Mestre? Volevo dire. Che dormi poco, però sarebbe da indagare perché. Stazione a Padova anche, bello, dai, un bel reportage di guerra. Bene, l'ultima domanda che voglio farti io, anzi forse la prima che ti faccio io in realtà è non sei uno speaker, quindi non lavori a stretto contatto con un altro speaker in coppia, ma qual è il tuo partner ideale qui in radio? E Linda Pani che lavora in azienda, ma per una cosa prettamente fisica. Finalmente! Non indaghiamo oltre! È giusto così! Qualcuno che parla poco ma parla chiaro. Grande! Ed eccoci ritornati a Senz'altro Domenica, sempre in compagnia di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, naturalmente sempre sulla radio più bella e monella di tutte. In compagnia, come da precedente, anche di un ospite, uno dei componenti di questa famiglia, che è Andrea De Luca. Eccomi. Ecco, Andrea, sei ora pronto? è il tuo momento, Allora, perché a inizio ora si racconta la barzelletta. Gli sì. speaker della radio, i membri di questa famiglia devono farci ridere in questa inversione di ruoli. Noi adesso dobbiamo decretare se la tua barzelletta sarà la più bella di tutti oppure no. Questa rubrica si chiama Marco e Pippo Decretino! Decretino. Perché decreterà lo speaker o il componente di Radio Bella Monella più divertente di tutti. Esatto, ed è cretino, che ne sei uno e sei Uno Pippo. solo e sei Pippo. Troppo esatto. buoni ragazzi, troppo buoni! Vai Andrea. Allora, io non volevo fare la classica barzelletta perché essendo comunque questo un programma molto teatrale Sì. con un trio che è un duo, giusto? Sì. L'unico un duo duo con trio, l'unico Sì, duo vabbè. con trio, scusate. Oh, che sei, sì. Volevo fare un duo con trio con un cane. E allora volevo fare un po' una rappresentazione Che un già po' è- più teatrale di quello che è una cosa Ah, ok, comica. quindi tu vuoi non solo Voglio raccontarti- entrare anch'io a contatto con voi. Quindi bello. interpreterai la Quindi barzelletta. un domani se vi serve un cane, Tu ci un sei. trio, un Tu trio ci che è un sei. duo con un cane. Di solito sul palco ce ne sono 3, quindi Esatto. Allora noi leggiamo la barzelletta, tu interpreterai il personaggio principale che è il cane. Ecco, giusto? vai. Vai, Pippo. Ok, allora Marco e Luisa escono lasciando il cane in casa. Ad un certo punto qualcuno suona il citofono e il cane risponde: Bau! La signora di sotto, scusami ma non ti capisco. Bau! Bau! Non ti capisco. Signora, B come Bolzano, A come Ascoli, U come Urbino. Bellissimo. So fare il cane. Il cane l'hai fatto benissimo, ma praticamente, non so se l'avete capite, ragazzi, il cane parlava. Non l'avevate Capisci capito? perché decretino ce n'è uno solo? Ah, ok. L'ho capita. grazie al nostro Andrea De Luca. Grazie a voi. La scorsa settimana abbiamo parlato di cinema con un critico cinematografico che è tornato a trovarci anche oggi, il nostro personal trailer Vianeo da Mestre. Mamma mia, sì, buongiorno. Troppi preamboli, ragazzi. Veniamo subito al dunque perché il tempo è come il limone. Stringe, dai, forza. Iniziamo dai. bene. Allora, lei personal trailer, quindi ricordiamo che è un critico cinematografico. Esatto. Sì, certo, io vado al cinema e critico. È troppo lungo sto film, dai, avanti con sta trama e poi
come se fiappi sti popcorn. 5 euro per un sacchetto di M&M's. So critico a 380 gradi. Proprio 360 credo sia. E senti Sapientino, se mi correggi un'altra volta, apro il cassetto dei sciaffoni e vedo cosa che trovo per te. Lo scusi per la sua tranquillo. arroganza. Allora iniziamo. Parliamo di un film d'animazione molto conosciuto, Shrek. Allora, trama un orco, un asino, un gatto, un omino del biscotto, un principe azzurro, 3 porcellini, un pompiere, Batman, Superman, Lupo Alberto, tanti altri personaggi delle fiabe fanno sì che l'orco sposi una principessa Fiona che dopo diventa orca. Ma visto l'enorme successo ci sono stati altri 3 sequel già usciti nelle sale e però ce ne sono in programma altri 2. Dai. Uno, Fiona ha istinti omicidi nei confronti del marito, si parla dunque di orca assassina, e su un altro invece lo tradisce più volte, si parla dunque di orca. No, Abbiamo lasciamo capito, stare, lasciamo stare. abbiamo capito, per Ecco. piacere. Poi non demolisca un film che piace a tanti adulti e bambini, mi scusi. Ah, perché a te piace? Sì, certo. Ah, e cavimi la curiosità, che attore ti piace? Beh, tanti, Nicolas Cage. Guarda, dai. non che avevo dubbi. forte. Nicolas Cage. Guarda, di solito si dice che un attore entra nei panni del personaggio che interpreta. sì. Nicolas Cage si è vestito sempre uguale. Cioè, le uniche espressioni che ha fatto, le ha fatte alle elementari, 4x più 2, 2y più 3, ma dai. Così, ognuno ha il suo stile. A me piacciono molto i suoi film. Guarda, non avevo dubbi, guarda. Ti daria tanti chi cartoni che te parlerà adesso su Rai Yo tra un po', certo. Se non sono d'accordo, Comunque anch'io non sono d'accordo con questa sua critica verso Nicolas Cage. Ha fatto davvero tanti bei film. Secondo me davvero sono ottime produzioni. Ah, beh, dei capolavori, come non ricordare ad esempio Il mistero dei Templari, Bravo. quello che noi critici definiamo l'Indiana Jones tarocco. No, poretto. Oppure 8 mm delitto a luci rosse, in cui una donna uccide il suo uomo non molto dotato, da cui il titolo. No, ma non Sì, credo sì, sia sì, quello. Comunque possiamo dire che i film di Nicolas Cage non sono per tutti. No. Il suo è un cinema de sé. Cinema de sé. Sì, de sé. E se andavo a vedere un altro film era meglio. Grazie al nostro personal trailer Vianeo da Mestre. L'estate è sempre un tempo in cui si fanno molti propositi, dalle cose più semplici, tipo, non so, licenziarsi e cambiare lavoro, Ma insomma, fare almeno- un figlio, lasciare il proprio partner, trasferirsi ma no, all'estero, ma non mi a fare quelle cose più piccole. grandi, tipo cambiare macchina. Oh, non ho capito la premessa, devo dire la verità, però il concetto è giusto. Beh, cambiare auto è uno dei momenti più delicati della vita di un uomo. Cioè, Scusa, su questo hai ragione. Quando un uomo deve cambiare l'auto non capisce più niente. Neanche È vero. prima, comunque, Questo è ricordiamo, vero, questo però. è vero. Soprattutto sull'usato. Passa giorni e notti a cercare su internet l'occasione perfetta, Certo. confronta prezzi, modelli, marche e alla fine si tiene a sua. Classico. Però quanto tempo si perde? Da oggi non sarà più così, perché abbiamo un servizio per i nostri ascoltatori, una selezione delle più grandi occasioni di auto usate sul mercato. L'ospite che è qui con noi si definisce appassionato di motori e motori di ricerca. Cosa significa sta cosa? Nonché meccanico e venditore di auto usate, Franco Concessionario. Ciao ragazzi, ciao! Sogno in Franco auto. concessionario Sono io. Ah, è lei, Nasce da me esiste. questa cosa del Franco concessionario. Sogno un'auto con poche rogne, basso costo, bassa manutenzione, affidabile e garantita sotto i 3.000 euro. Continuo a sognare, no, esiste. Infatti, ecco. Immaginavo. Ecco invece le offerte della settimana. A soli 4.500 euro, dopo comunque se mettiamo d'accordo Gaetano, un benzina 1.300, proprietario mancato 7 anni fa, mai più messa in moto. Sì, ma che macchina è? Una grande punto. E funziona dopo 7 anni. Grande punto di domanda. Ecco. Altre perdibili occasioni, 4.500 euro. Dopo comunque Gaetano, se mettiamo d'accordo. Ma perché se mettiamo d'accordo sempre con me? Una Fiat 16 dove 16 non è il modello ma il numero di persone in Italia che l'hanno acquistata. Sì, è un po' Vuoi vero. essere tu il 17? No, grazie. No, Mandaci un grazie. fax, Ornella ti ricontatterà. Chi è Ornella? Mia collega grande venditrice pensa che si riuscì a vendere un macellaio di Trento Namondeo del Renzo Smocche, un uomo del mio Smocche. paese, sì, grande fumatore, da cui il nome, no? Ah, smoke nel senso di smoke. Bravo, In inglese bravo. significa fumo. Sì, E cosa ne fa il macellaio di Trento? Specche, hai detto che mette dentro lo specchio dentro la macchina. Specca Ovvio, fumicato, ovvio. Tra l'altro abbiamo avuto anche una storia d'amore. Col macellaio di Trento. No, qua Ornella. Ah, no. ok. Purtroppo è finita. E come mai? Diciamo che il concetto di unico proprietario non è piaceva. Ma scusi, ma che concetto è applicato? Ma torniamo a noi. Opel Corsa incidentata del 1996, 435.000 km, benzina, senza motore, Euro 3. Ma scusi. Per Euro 3 non parlo della classe di emissioni MySky che va a sta macchina. ecco. E comunque mi sembra tanti 3 euro. Ma per la dopo macchina. Gaetano comunque se metteva Ma d'accordo. basta, per piacere. Ultima grande occasione, 7 bis appartenuto
saluta Stas dei The Colors, anche se lui continua a sostenere che sia una marbella, ma dalle ricerche effettuate posso dire che questa è Ibiza. Lui continua a dire questa non è Ibiza, Stasia è Ibiza, moia! Grazie. Grazie Franco concessionario, ci sentiamo la settimana prossima, ci sarai? Non so, penso di sì, che penso comunque se mettiamo d'accordo. Tirate fuori il blocchetto degli appunti perché tornano i consigli del nostro consulente finanziario Meris Jacopone. Scusa, posso tirare fuori il blocchetto degli assegni così lo pago io per stare a casa? No, perché sei un caffone, Gaetano. Jacopone, ci sei? Ma vedi Bravo. perché lo voglio pagare per stare a casa? Sei un incompetente. Jacopone, proprio di questo vogliamo parlare oggi. Molte persone vogliono investire e ci chiedono se puoi aiutarci a capire la differenza tra azioni e obbligazioni. Anche perché io non ho mai capito la differenza tra azioni e obbligazioni. Bene, Magari bene. la volta buona. Bravo. No, Non mi sembra, non mi sembra. E poi non capisco cosa c'entra, scusa. Chi se ne frega? Ma possiamo tornare alla domanda, la differenza tra azioni e obbligazioni? Quattro? Che domanda sei? Ma perché cosa c'entra? Ma chi se ne frega? Ma possiamo tornare alla domanda, la differenza tra azioni e obbligazioni? Ma infatti ce lo dovresti spiegare tu. Sapete che non l'avevo mai vista così, non avevo mai pensato. Bravo, Ma non c'entra nulla, per quello non l'abbiamo mai vista così, perché non c'entra nulla. Io voglio sapere, Meris, la differenza tra azioni e obbligazioni. Ma se sei qui tu come ospite, spiegacela tu. Questa è un'ottima idea. Ma che ottima idea, cosa? Ma questo non sa la differenza, per quello vuole che andiamo a cercarla in internet. Ma basta, guarda, ma anche per oggi salutiamo Meris Jacopone. Grazie, Meris. Domenica, giorno di incontri con persone di varia provenienza, di varia cultura, e allora noi vi diamo qualche spunto di conversazione per fare bella figura con aneddoti che potete rivendervi come vostri. Sì, esatto. Infatti abbiamo pensato a questa rubrica che si chiama Spunti a lunga conversazione. Oggi vi diremo e vi daremo alcune curiosità sul nostro universo che sono davvero sorprendenti. Ma se ti vendi queste curiosità qua, fai figurone. Sì, quei fai proprio un Potresti figurone rischiare grande. di sembrare intelligente. Tu no, forse, tu no, però Io forse no. Forse io no. Forse no. Però magari con queste sì, perché attenzione, quando guardate il cielo notturno, state guardando indietro nel tempo. Verissimo, verissimo. Perché non vediamo la luce della stella di quel momento, ma vediamo la luce che è partita da quella stella molti anni prima. Quanti anni prima, Gai? Ma dipende a che distanza si trova la stella in anni luce. Esattamente, anni perché luce. noi quando osserviamo ad esempio la luna, la vediamo com'era 1,3 secondi prima. Sì. Quando vediamo il sole, lo vediamo com'era 8 minuti e mezzo prima. sì, dai. Ora Sì, che sì. la luce arriva alla Terra, capito? Ma per esempio la galassia di Andromeda, Certo. che è visibile a occhio nudo dalla Terra, ci appare com'era 2 milioni e mezzo di anni fa. Sì. Quindi bisogna stare attenti se dici alla tua ragazza sei la mia stella, perché potrebbe voler dire sei il mio passato. Ma cosa Se c'entra? non se niente capisce di astronomia, pensa che te vuoi muoarla. Ma Cioè, no, Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Seconda curiosità. Il Sole è così grande che potresti farci entrare 1,3 milioni di terre al suo interno. Ecco, per cui state attenti a dire sei il mio sole, perché potrebbe voler dire sei grasso. Ma non c'entra, ma non è questo, no, non no, c'entra. non niente, c'entra. niente se ne intende di astronomia, uno Ma si non Ho offende. capito, ma posso per piacere? Allora, un'ultima curiosità per oggi. Un giorno su Mercurio dura ben 1408 ore, ovvero circa 60 giorni terrestri. Per cui state attenti, No, se ancora trovate avanti. un'amorosa che abita su Mercurio vi dice Ma chi ci la trova? Ci vediamo un giorno sì e un giorno no, forse non ha tanta voglia di stare Ma insieme cosa a te. c'entra?
Dopo lo straordinario successo delle scorse settimane, torna il gioco più bello di tutti i tempi. certo. Dai, un altro Molto- gioco. Sì, molto sì, sì, umile, cioè, recensito da prestigiose riviste specialistiche come i giochi di GAE o divertimento assicurato con i giochi del piccoletto del trio. Viste tue? Oggi ho pensato di portarvi una mia nuova perla ludica. Cosa ti sei inventato stavolta? Allora, prima avevamo fatto le canzoni recitate, no? sì. Poi le canzoni con acqua in bocca. Sì. Allora, siccome il mio insegnante di recitazione prima e poi quello di canto dopo sono stati davvero gentilissimi da non voler essere citati per lasciarmi l'onore del successo, no? Ah, naturalmente. Sì, naturalmente. Gentilezza. Sì. Oggi avevo preparato delle canzoni in inglese, ma il mio insegnante di inglese Si è dissociato. Risposta esatta! certo. Quindi, poiché a non dissociarci, l'unica che è rimasta è la mia maestra di italiano. Fino ad oggi. Probabile. Oggi ho preso delle canzoni in inglese che tradurrò in italiano e voi dovrete indovinare. Fico! vedi. Iniziamo, mi piace questa rubrica. bello, vai. Anche voi a casa giocate se indovinate il testo in italiano. Va detto che noi non conosciamo la rubrica, Gaetano ce la fa in tempo reale e noi cercheremo di dare risposta esatta. La prima è lentamente. Voglio respirare il tuo collo lentamente. Lascia che ti dica delle cose nell'orecchio. Così. Chi mi soffli? Potrebbe essere, ma non è quello. cioè, Te la posso dire così: lentamente. Non lo so, guys. Scusa, non la so. Despacito! Ah, ecco, adesso ho capito perché non la mamma so. mia, vabbè. Perché noi sappiamo più l'inglese che lo spagnolo. certo. No, ma allora io parlo malissimo tante lingue, però Despacito, cioè, no. Anche l'italiano, vabbè. vai, seconda Provate questa. Di capire cosa diceva. adesso. Provate questa. Oh, mia dolce bambina. Oh, dolce amore mio. Sweet Child of Mine. Risposta esatta per Pippo. Grande Pippo, no? Questa secondo me è facilissima. Guns. Immaginate che non ci siano patrie. Non è difficile farlo. Nulla per cui uccidere. Oh, facile. 2-0 per Pippo. Mi fai fare un gioco e mi fai vincere Pippo. Io. Questa secondo me la indovini. Nei nostri giochi vincono tutti tranne te. Esatto. Grazie. Con questa Marco puoi ribaltare o confermare il risultato. Dai, vai, Borghese. Non avrei mai pensato che l'inizio della storia era già la fine per noi. Il cielo ci sta guardando e quando piove è perché è dispiaciuto per me e per te. Per questo motivo sta cominciando a piovere, siamo due strani che si incontrano e stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e tutto quello che ho perso. Non posso fare nient'altro. Io per me, tu per te. Io per me, tu per te. Geolier! Che non sei inglese, però insomma dai. Ma no, veramente. Io per me, tu per te. Io per me, tu per E te. quindi ho confermato o ribaltato il risultato? Ha ribaltato il risultato, il vincitore è Marco! Grande guaglio! Anche questa puntata di Senz'altro Domenica finisce, ma non preoccupatevi, noi torneremo sempre qui su Radio Bella e Monella fra 168 ore. 168 ore. Vabbè ragazzi, se andate meglio fra 10.080 minuti. In che senso? Vabbè, 7 giorni, una settimana. Ah, dillo prima, Dici 7 7 giorni, una giorni. A me settimana. sembrava troppo semplice. Ah. Piuttosto voi avete fatto pace ragazzi, perché inizio puntata, magari non tutti erano all'ascolto, ma i due miei amici qui hanno litigato pesantemente. Spiega Ah, anche insomma, perché. sì, abbiamo litigato, ma comunque io non potevo sapere che quel motorino rubato 25 anni prima fosse proprio di Pippo. Vabbè, dai. ma che ti rubare un motorino? No, ho Gaetano? capito, avevamo fatto Dai, così per gioco. lasciamo andare, dai, poi bravo, io e bravo. Gai ci vogliamo bene. Ma dai, sì, ti dai. voglio E che bene questo anch'io. sia un augurio per tutti voi. Lasciate andare e passate una bella domenica all'insegna dell'amicizia. E delle persone che si vogliono bene. Come io e Pippo, perché ricordatevi, come diceva Oscar Wilde, un amico è qualcuno che ti conosce molto bene e nonostante questo continua a frequentare. Talmente bene che sa anche dove che te metti il motorino e che dopo anche te ciao. No. Ciao, buona domenica. Everybody moving.